Si inaugura l'anno scolastico, è sempre un buon momento, un bel momento, un momento da festeggiare. Sì, è un momento di gioia, di allegria, anche se proprio oggi ricordiamo quell'angioletto che è volato in cielo, il bambino di Milano che purtroppo è successo quella disgrazia, e questo deve farci riflettere tutti, istituzioni, scuola, enti locali, perché la sicurezza è alla base del vivere quotidiano. Quindi oggi, ripeto, è una giornata di festa, noi vorremmo anche ricordare questo bambino in questo momento particolare. La scuola è palestra di vita, è una frase ormai detta da tanto tempo, però credo che sia una frase appropriata, perché all'interno della scuola c'è la società, c'è il domani, ci sono questi nostri ragazzi che rappresentano veramente il nostro futuro, e noi grandi dobbiamo avere la consapevolezza di dare a loro le migliori offerte formative e soprattutto un futuro migliore. Franco, qui c'è la base del futuro. Sì, qua c'è l'Agrigento che già oggi, perché i ragazzi fanno sentire il peso della loro presenza e ci obbligano a guardare avanti, per cui stare in mezzo a loro e sentire che non possiamo chiuderci noi adulti nei nostri ambienti sicuri, ma dobbiamo saper rischiare guardando avanti per lasciare un mondo un po' diverso a questi ragazzi. Che scuola è oggi? Che scuola lei ha avuto modo di girare, spesso incontra i giovani, gli studenti. Qual è lo stato di salute della scuola agrigentina, più in generale quella italiana? No, la scuola senz'altro è un momento importante, tanta gente l'affronta con grande serietà e c'è da dire grazie a docenti e a chi dirige, ma credo che la scuola meriti ancora un po' più di attenzione, perché è quell'agenzia educativa fondamentale che riesce ad accogliere i ragazzi per più ore e dovrebbe essere capace non solo di dare nozioni culturali o altro, ma anche aiutarli a scoprire cos'è la vita e come va affrontata la vita. Credo che la scuola dovrebbe fare qualche passo in più in questo senso. Che cosa dirà ai ragazzi oggi? Faccio gli auguri di un buon anno, loro preferirebbero buone vacanze, ma bisogna dire buon anno scolastico. E poi sempre torna ciclicamente questa polemica sui crocifissi nelle scuole. Non è inutile star là a fare polemiche, credo che giovi per riempire qualche pagina di giornale, e così altrimenti voi che cos'è che dite, scrivete, e mentre se fossimo un po' più sereni, io mi accorgo che ad alto livello si fanno le grandi discussioni. Noi che siamo terra-terra riusciamo a stare insieme senza difficoltà e ad aiutarci a scoprire come la propria identità può diventare ricchezza per gli altri. Preside, in questa scuola i crocifissi sono tassellati? Sì, assolutamente, nella mia stanza c'è il crocifisso, ho anche l'onore e il piacere di avere una foto con Don Franco all'interno della mia stanza. Credo che le nostre tradizioni vanno conservate nel rispetto ideologico di tutti, però ripeto, le nostre tradizioni vanno conservate e preservate.